Buongiorno qua carissimi miei amici, siamo qua in compagnia di Alberto, qua il carrozziere. Alberto, insomma, fra poco cosa ci illustri? Vieni tranquillamente, eccoci. Ecco, adesso qua abbiamo questo mezzo un po' particolare, un Lancia 3RO degli anni 40, un veicolo particolare con la struttura in ferro e l'ossatura in legno, in cui è stato eseguito un restauro completo, totale. Basta guardare i lamirati, quelli preesistenti, in che condizioni erano. Infatti faccio vedere una panoramica, insomma, di come il mezzo era, insomma, non è stato un lavoro da poco, insomma. No, è stato un lavoro fatto anche in maniera certosina, nel senso che tutte le cose o le peculiarità del veicolo sono state rispettate e ripristinate in ogni sua parte, insomma, non è stato trascurato nessun particolare, neanche nella cassetta delle batterie, dove ci sono delle lavorazioni manuali e artigianali di tutto rilievo, insomma, dalle bordature ai tondi, ai cerchi. Ed eccoci qua, carissimi amici, abbiamo qua questo Lancia 3RO dove Alberto è... chi è? Tuo papà o...? Sì, la carrozzeria è con mio padre, poi chiaramente questo qua è un intervento con più è già da mesi che ci lavorate dietro. È qualche anno per cui insomma, carissimi amici, restaurare un Lancia 3RO ci vogliono degli anni. Guardate qua, carissimi amici, dimmi qua la parte più difficile che è stata secondo te. Beh, allora diciamo che questo tipo di lavoro lascia molti aspetti difficili nella lavorazione, per cui non saprei sceglierne uno piuttosto di un altro, perché i parafanghi nascondono delle difficoltà nell'arrotondamento della lamiera. Il mascherone davanti invece lo manifestano nella lavorazione delle curve e delle bordature. Adesso vedi qua come abbiamo messo anche la saponetta vicino. La saponetta rappresenta che... Esatto, quello è uno dei nostri mezzi di lavoro, seppure è una saponetta, perché quando si fa la deformazione e la curvatura dell'alluminio diventa una materia fondamentale, nel senso che ci avvisa quando è il momento giusto per affrontare la piegatura Guardate qua, carissimi amici, insomma, direi che è un lavoro, insomma, di anni, però un lavoro, insomma, curato. Anche perché questo cofano, ed eccoci qua, guardate qua, insomma, qui vedete un'apertura a libro, quindi perfino le cerniere interne sono state fatte rispettando l'originalità. Guardate qua cosa vuol dire restaurare un Lancia 3RO. Attenzione, perché guardate qua c'è anche il fermo, così si presterebbe così alla chiusura, insomma, ecco. Però anche tutta l'ossatura del guardate qua che lavoro, del cofano, perfino queste cerniere sono state fatte tutte quante partendo dalla lamiera, perché in commercio non si trovava. Abbiamo trovato ben poco in commercio, ecco, che ci potesse aiutare ad affrontare. Bravo qua, vieni qua, insomma qua caro Alberto abbiamo detto la cassetta della batteria, abbiamo detto, sì, giusto? Anche questa cassetta qua, che è soltanto un particolare, in realtà nasconde un sacco di lavorazione. Adesso basta vedere quante puntature ci sono per fare un pezzo del genere, se ne contano almeno un 200, insomma. Sì, infatti, guardate qua, le puntature ci sono. E anche l'accuratezza con cui sono state fatte, insomma, delle saldature. E dopo qua ti manca da sistemare questi parafanghi dopo nel tempo? Sì, poi il telaio qui andrà sabbiato, abbiamo la sabbiatura, quindi deve andare sabbiato e riverniciato, insomma quello già è il lavoro, diciamo, più standard, ecco. Vi manca insomma la parte dietro, diciamo, adesso quasi? Sì, guarda, c'è arrivato proprio da poco il cassone, che lo abbiamo adagiato al telaio, adesso stiamo facendo le rifiniture come i supporti. Guardate qua, era un allestimento isoli. Insomma, ti sei esperto di questo Lancia 3RO che prima non sapevi nulla, immagino. Ma diciamo che... Sei documentato? Sì, siamo documentati, guarda il bello di questi camion è poi trovarsi con chi li ha avuti o li ha utilizzati, perché vengono fuori sempre qualche bella storia da raccontare. Infatti alla fine non è, sì, si lavora, si guadagna, però anche soddisfazione, insomma, vero, grande, cioè restaurare un mezzo che ha 70 anni in più, no? È vero, a volte sembra di essere attorno al fuoco, perché vengono fuori sempre dei racconti. Insomma, una volta non era proprio facile produrre questi camion, allora, vero? No, infatti ti dirò che poi tante cose anche da un mezzo all'altro probabilmente hanno delle diversità, insomma, essendo fatti artigianalmente anche in origine, tutti i pezzi non sono chiaramente uguali. Ed eccoci qua, il logo della carrozzeria ZB, ed eccoci qua, insomma, qua nel Trevigiano troviamo anche questa carrozzeria che, insomma, è ormai diventata esperta
in restauri di mezzi storici, insomma qua ci sono anni di lavoro e fai conto quanto più o meno adesso? Sono 2 anni pieni, diciamo. Previsione fine, lavori? Allora, Pensi più o meno? adesso da un altro annetto di Un lavoro. altro annetto ci vuole, insomma. Te cosa dici, di lasciarlo così o? Ma a me piacerebbe lasciarlo così perché uno vede le lavorazioni fatte, quindi sarebbe un lavoro aggiunto Esatto. per il mio lavoro. È chiaro che poi vederlo finito sarebbe... Metteresti solo chiaramente. trasparente e basta, vero? Io mi metterei a mettere trasparente e basta, sarebbe già molto, molto bello così e anche nasconde, sì, farebbe vedere il lavoro effettuato o come si lavorava una volta, perché alla fine abbiamo usato tutte tecniche che si utilizzava una volta, dalla ruota inglese per le bordature alle bordatrici manuali per fare le coste e soprattutto tanta manualità, insomma, ecco, tanta esperienza nelle lavorazioni del ferro per arrivare a fare certi lavori. Guardate qua, carissimi amici, davvero insomma, un documentario veramente che insomma, inedito, che non capita tutti i giorni, neanche di Max fa questi documentari qua. Guardate qua, carissimi amici, insomma, veramente faccio i complimenti a Alberto, insomma, di questa passione. Beh, che insomma lo giriamo ai miei collaboratori. Esatto, guardate qua, insomma, giustamente. Che anche per fare un lavoro del genere, cioè, deve avere gente specializzata, chi per il ferro, chi poi per la verniciatura, che la prenderà, chi il falegname, che lo ha fatto un altro ragazzo. Per cui, carissimi amici, se avete un Lancia 3 Ro, un Esatao qua nelle zone, insomma, Alberto magari negli anni ve lo sistema, dai. Anche vetture, non tanto cambio. Anche vetture, chiaramente, no, certamente, ma insomma era per dire che insomma, sì. questi qua sono veramente lavorazioni difficili, insomma, che dici. Sì, che danno molta l'opera d'arte, esatto, capito? Non ce ne sono, diciamo così. Cioè non è come restaurare una 500, no? Questo è come come restaurare una Ferrari, perché questo a tutti gli effetti rappresenta la Ferrari dei camion per la tipologia e anche per l'epoca e per l'importanza che hanno avuto non soltanto in campo civile ma anche in campo militare, insomma, ricordiamo l'utilizzo nelle guerre e anche nei deserti o nei paesi freddi come la Russia, insomma. Infatti tanti dicono che quei soldati italiani sono salvati dalla Russia, sono salvati perché avevano questi mezzi che rimanevano in moto anche a meno 30, meno 40 gradi, insomma, ecco. Tra l'altro ce li hanno invidiati anche i tedeschi, insomma, ecco. Ed eccoci qua, carissimi amici, qua chiudiamo questa qua diretta pazzesca, insomma, abbiamo visto questo Lancia 3 Ro in fase di restauro, non capita tutti i giorni appunto di fare questi filmati qua, direi che insomma siamo soddisfatti. Te Luca cosa dici? Dici qualcosa? Non vedi l'ora di vederlo in strada? Sì, quello. Ecco qua, insomma, dai. Dai, vi salutiamo, insomma, ciao da questa carrozzeria ZB, vuoi farti vedere Alberto? Grazie a tutti, no, parla va benissimo, noi, ok, va bene, grazie a tutti, insomma, e forza questa carrozzeria ZB, insomma, ecco qua, insomma, e Alberto qua il restauratore sia un bene e soci. per tutti gli appassionati. Ecco, ciao a tutti.